Arturo, una serata piacevole. Una serata molto piacevole, spero che sarà la prima di tante altre, perché questo premio che abbiamo dedicato al nostro grande dirigente scomparso inizio anno sarà reiterata negli anni. È una serata con tanti amici che noi abbiamo voluto premiare, perché questo deve essere un inno all'abbattimento delle barriere. Cioè, per una volta non denunce, non fatti clamorosi sui disabili, ma i disabili che invece premiano persone che hanno svolto e svolgono un'importante azione per l'abbattimento di qualsiasi tipo di barriera sia, da quella architettonica, sensoriale, culturale, religiosa, non ha importanza. L'importante è che abbiano lasciato un segno. Oltre le barriere. Sì, oltre le barriere, perché ci è venuto in mente, perché questo nostro dirigente era una persona che sapeva vedere oltre. Come è stato detto durante la premiazione, era una persona molto, molto solare, molto sorridente, ma in questo sorriso c'era veramente la comprensione dei problemi e il sapere guardare avanti per risolverli, che è l'unica maniera che abbiamo per andare avanti e creare una società migliore. Ecco, come pensiero, dicevi che siete persone come tutti noi. Noi siamo, in principal modo dobbiamo capire anche noi stessi che prima siamo cittadini, poi siamo disabili. Da questo si parte e questo dobbiamo far capire a tutti, perché come diceva uno degli intervenuti, noi chiediamo solo dei diritti, non siamo col cappello a chiedere soldi e elemosine, siamo a chiedere il rispetto dei diritti. E l'Unione in tutta la Liguria? L'Unione in tutta la Liguria funziona molto bene, abbiamo 5 sezioni, compresa questa qua di Chiavari del Tigullio, sono molto operanti sul territorio, hanno agganci con la politica, con il commercio, con le altre associazioni e direi che, visto la nostra grande capillarità anche a livello nazionale, siamo strutturati in modo di essere sempre leader a livello di associazionismo, proprio perché siamo stati in grado di darci una struttura molto, molto importante. E poi abbiamo a Chiavari il nostro Nicolò Pagliettini. Nicolò è un mio amico da tanti anni, l'ho visto crescere, come ho detto prima lo considero quasi un mio secondo figlio, è una persona veramente con un'intelligenza superiore, capace veramente di andare oltre gli ostacoli, oltre le difficoltà. Aggiungo che ha avuto la fortuna, tra virgolette, di avere una famiglia che l'ha sempre sostenuto, mai facendogli pesare il fatto di avere un problema, ma anzi sollecitandolo ad andare avanti come un bambino, come tutti gli altri, e questo è fondamentale. Com'è stata l'integrazione con i colleghi? Allora, io quando sono stato assunto avevo sicuramente delle difficoltà di comunicazione, anche perché non conoscevo la realtà del golf, e all'inizio comunicavamo attraverso la scrittura, anche attraverso un po' il mimo, io insegnavo loro qualche segno e quindi questo mi è servito per imparare a comunicare un po' con i miei colleghi. E poi quando eravamo lontani la difficoltà era ancora più evidente, però grazie alla tecnologia, quindi ai messaggi e al cellulare, potevamo anche risolvere questo problema della comunicazione. Poi voi sapete, il gioco del golf è fatto con delle palline che sono molto pericolose, a volte possono far veramente male. Le persone udenti solitamente sentono, perché chi gioca comunque urla l'arrivo della palla. Io sono sordo, ma ho un'attenzione molto particolare, non sento il grido, però io ho una vista molto insomma, sviluppata, e quindi riesco ad anticipare addirittura l'arrivo della pallina. Sei sempre molto impegnato? Sì, assolutamente, io adesso sono dipendente da più di 10 anni, quindi sì, un bel impegno. Com'è la giornata? Allora, io lavoro tutte le mattine dalle 7 fino alle 11 e mi occupo del tennis, dei campi tennis e anche della pulizia di alcune parti del golf. Ti piace? Sì, mi piace davvero molto, sì. Allora, grazie e buon proseguimento, in bocca al lupo.
Grazie mille. Un premio che giunge dopo tanto impegno. Ero molto emozionato, non lo nascondo, solitamente le parole non mi mancano, oggi ho fatto fatica perché è stata una giornata nella quale si sono uniti due mondi ai quali tengo tantissimo e per i quali tutti i giorni cerco di dare del mio massimo, uno in ambito lavorativo che è Lentella, che è una famiglia che mi ha adottato, che mi ha dato un lavoro, che mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco e di mettermi a disposizione. L'altro è l'Unione Italiana Ciechi, la mia associazione nella quale ho dedicato da sempre anima e corpo, e questo è un premio importante intanto per la memoria di Enzo Baglini, che è stato un grande personaggio del mondo associativo e non solo, ma poi perché ci piacerebbe che diventasse una realtà e non un'eccezione, il fatto che degli imprenditori, il fatto che dei lavoratori possano guardare oltre le barriere, guardare oltre le apparenze e dare la possibilità alle persone che nascono con una disabilità di mettersi in gioco e di poter dire la loro in un mondo certamente difficile ma assolutamente non impossibile. Dove nasce questo tuo entusiasmo sempre? Nasce per la passione per quello che faccio, nasce dal contesto in cui sono stato cresciuto, dagli amici che mi hanno aiutato e sostenuto, dalla famiglia che mi ha sempre messo nelle condizioni di poter esprimere quello che avevo dentro e nasce dalla voglia di andare a riprendermi quello che magari solo apparentemente la vita alla nascita mi ha tolto. Un premio speciale oggi. Sì, un premio che dicevo prima, non sento neanche troppo di meritare, nel senso che per noi il fatto di avere con noi Nicolò che lavora con noi, io lo considero una fortuna. Non ritengo di meritare premi particolari per questo, perché è un ragazzo che merita tutta la fortuna che può avere, merita di lavorare in una società professionistica, perché da professionista è il suo impegno, la sua dedizione, la cura con la quale cura ogni dettaglio, e da tifoso è invece l'incredibile entusiasmo che mette nel lavorare con noi. Un appassionato e tifoso della Virtus Entella. Assolutamente sì, sembra nato sul campo, Nicolò. Una Virtus Entella sempre più nel mondo della solidarietà, anche questo impegno per i Gaslini. Sì, allora quello per il Gaslini è un impegno di natura istituzionale dell'Entella nel Cuore, che noi quindi perseguiamo ogni anno, e da domani posso dire che cominciamo a raccogliere per la nostra raccolta natalizia tradizionale, che va a favore, a beneficio del reparto di neurochirurgia. Ma un po' sulla falsariga di quella vecchia iniziativa che avevamo fatto qualche anno fa dei Nasi Rossi, abbiamo deciso di dare una mano anche al Fondo Chiara Rama, che raccoglie invece sempre per il Gaslini a favore dell'hospice pediatrico, per il quale si sono battuti tantissimo in Rama e continuano a sostenere. Quindi dalla presentazione della squadra in Piazza Fenice alla cena incolmata che abbiamo fatto la settimana scorsa, noi abbiamo fatto 4 raccolte, alle quali poi si sono aggiunti donazioni anonime o meno anonime, insomma siamo riusciti a raccogliere questa cifra di 10.000 euro, che ci soddisfa parecchio, direi, e che consegniamo domani ai signori Rama, al Fondo Chiara Rama, perché le utilizzi come meglio credono e come meglio crederà il guscio dei bimbi. Un Gaslini che è sempre più amico del nostro comprensorio, un po' di tutti noi. Sì, e soprattutto è un motivo non solo di orgoglio, ma anche di grande soddisfazione, quello di avere un ospedale così a 30 km dal Tigullio, quando si pensa ai viaggi della speranza, alle permanenze di mesi e mesi che fanno le famiglie che vengono da lontano per tenere il loro bambino in ospedale presso il Gaslini. Noi abbiamo la fortuna di averlo qui, possiamo, è meglio non averne bisogno, ma dovendone aver bisogno possiamo tornare a casa tutte le sere, ed è un tipo di realtà che merita di essere assolutamente tutelata e seguita e aiutata.
una serata particolare, la vostra presenza è fondamentale. Ma sì, veramente non ce l'aspettavamo, una cosa molto bella. Hanno voluto dare un riconoscimento ai ragazzi, perché ormai eravamo ragazzi quasi 50 anni fa, che nel 1971 hanno fatto la rivolta che poi ha portato a rifondare, possiamo dire, il Chiossone, a fare un istituto moderno, all'avanguardia, un centro importante a livello nazionale. E noi, quasi 50 anni fa, il 5 marzo del 71, eravamo quelli che ci siamo battuti per ottenere questi risultati. E siamo sempre lì a combattere, perché ci bisogna sempre combattere per difendere il diritto dei disabili e dei ciechi ad avere il diritto a avere dallo Stato quello che gli serve. Come si riesce ogni giorno, anche lei personalmente, ad essere a contatto con questa realtà? Ma io credo che sia anche l'amicizia, cioè non solidarietà, perché io ho imparato tantissimo. È stato uno scambio di reciprocità assoluta. L'amicizia, cioè uno scambio, essere insieme e fare le battaglie insieme. Noi siamo cresciuti, io sono entrato nel Chiossone che era un ragazzotto con gli scout e ancora adesso siamo insieme. Dicevano prima barba e capelli lunghi. No, capelli lunghi no, perché mi ero congediato appena da militare, e invece però la barba bisognava farsela crescere, perché o Fidel Castro o Guevara bisognava fare i rivoluzionari. E noi pensiamo di essere ancora rivoluzionari, cioè continuare questa battaglia come allora. È così. Bene, allora buon proseguimento. Grazie, assolutamente, grazie. Quest'anno si è rinnovata una piacevole tradizione, la consegna dei premi studio della Fondazione Mario Elina Zavattaro. Con quale orgoglio siete arrivati a questo appuntamento? Beh, sicuramente è un appuntamento che ci riempie di orgoglio, anche perché, anche se può non sembrare, ma vi assicuro che arrivare alla fine dell'anno e riuscire a distribuire quello che distribuiamo nel nostro piccolo e dall'altra parte ad avere il riscontro che abbiamo dei ragazzi è una cosa che ci riempie di gioia, ma non solo riscontro in termini affettivi, ma di miglioramento del carattere, di formazione di questi ragazzi che ci seguono. Voi avrete visto oggi nella presentazione quanti premi sono stati dati da collaboratori, da consiglieri della Fondazione, in grandissima parte ex borsisti. In effetti in 34 anni abbiamo dato, ma abbiamo avuto anche del ritorno da parte di questi ragazzi. Ecco, vi viene riconosciuto un sostegno a 360 gradi nella formazione, dunque non solo economico. Devo dire che forse ci viene riconosciuto più questo aspetto, cioè l'aspetto non necessariamente economico, che l'aspetto economico, che peraltro è fondamentale. Però, insomma, questo che noi vorremmo, questo aiuto nella formazione del carattere a tutto tondo, è quello che maggiormente ci gratifica e che ci viene in gran parte riconosciuto. Quest'anno quanti premi sono stati assegnati? 26 mi sembra, 26 della Fondazione, più 7 medaglie da parte del Rotary ai ragazzi delle medie. Dunque la vostra collaborazione è sempre stretta? Certo, perché proprio per volontà testamentarie il Consiglio della Fondazione è costituito per 7/8 da rotariani.
ex presidenti o comunque soci del Rotary con una certa anzianità. Ecco, non ultima la collaborazione con le realtà del territorio che si occupano di assistenza ai più bisognosi. Abbiamo visto sfilare Frati della Mensa dei Poveri, Anfas, Villaggio del Ragazzo. Guarda, il 25% delle nostre distribuzioni di contributi, borse e contributi, il 25% va sul territorio a queste opere sociali per volontà testamentari, ma da sempre questo. Quale importanza ha per il Rotary un'iniziativa di questo tipo, il sostegno a giovani studenti durante tutto il loro percorso? Allora, il Rotary International e il mio distretto, che ho l'onore di ricoprire questa carica per questo anno rotariano, ha molto a cuore il valore dei giovani, specialmente dai più piccoli ai più grandi, accompagnandoli durante tutto il loro iter di scolastico, eccetera. Perché? Perché loro hanno solo il nostro futuro, il nostro programma del nostro essere, quindi il Rotary crede molto in questo e viene valorizzato tantissimo. Noi faremo delle azioni anche a livello non solo locale, ma anche in tutto il distretto per lavorare insieme con i giovani e farli rendere parte attiva. Ecco, il distretto 2032 che territorio ricopre? Quanti club? Allora, il nostro distretto ricopre tutta la Liguria, dalla Imperia fino a Sarzana, e poi tutto il Basso Piemonte fino alle parti più distanti sono Cuneo, Alba, Bra, e sono 41 club. Però ho piacere di dire per voi, la prima volta che lo dico, che è in via di costruzione un nuovo club al Turchino, al Passo del Turchino, e verrà ufficializzato ai primi di novembre. Dunque una diffusione davvero capillare sul territorio. Cerchiamo, c'è sempre la voglia di crescere maggiormente, quindi noi cerchiamo di metterci da tutto, di aumentare, sì, perché noi facciamo tanto bene nel mondo e forse la gente non sa quello che tante cose noi facciamo. La cosa principale che tutti ci riconoscono è la lotta contro la poliomielite, insieme con l'Organizzazione Nazionale, l'ONU, oppure con tante altre associazioni, Bill e Melinda Gates, tutto questo per eradicare nel mondo la poliomielite, quindi è una lotta molto molto forte. Quindi una prospettiva globale, ma anche un radicamento sul territorio testimoniato dal fatto dei premi anche consegnati ad associazioni di volontariato. Esatto, lavoriamo insieme e facciamo sempre operazioni insieme con altri organismi di volontariato, quindi vengano altre forme come questa di oggi con la Fondazione Zavattaro, con Rotary Club Rapallo Tigullio, che ha fatto da tanto tempo questo intervento, eccetera, e vuol vedere questi ragazzi giovani che hanno tanta voglia di imparare, di istruire, noi ci rende solo pieni di orgoglio. Sostenuto nei tuoi studi in questi anni la Fondazione Mario e Linea Zavattaro? Diciamo in tanti modi diversi, sicuramente a livello economico, che è comunque nel senso la prima cosa che mi viene da dire, ma poi anche creando questo gruppo in cui ci siamo incontrati fin da quando ero al liceo, comunque la riunione mensile sembra un'occasione formativa in modi diversi, ma posso per esempio raccontare che comunque anche nella mia scelta di fare fisica mi ricordo una volta che siamo stati in visita all'interferometro Virgo, che si trova a Cascina, in provincia di Pisa, ed era stata una visita molto interessante ed era avvenuta proprio nel momento in cui dovevo scegliere che facoltà fare, l'estate dopo il diploma, e penso che sia stata comunque una delle esperienze che ha influito per la mia scelta poi di essere un fisico. Quindi insomma un sostegno anche di orientamento in qualche modo nel percorso di studi? Sì, non solo appunto per questo, ma comunque nel corso delle varie riunioni ci sono stati spesso presentati le storie di persone che avevano raggiunto dei traguardi a livello professionale e comunque in qualche modo potesse essere o ispirazione o comunque ha sempre dato un'idea di come funzionano le cose, esperienze di vita concrete, quindi è importante ascoltarle. Ti sei laureata a Genova? Sì, mi sono laureato a Genova. Com'è stato questo percorso universitario? Ci sono stati dei momenti di difficoltà che hai attraversato? Nel senso chiaramente è una scelta importante, quindi essere poi sempre convinti e comunque l'ho sempre vissuta come un qualcosa che ogni anno devi rinnovare il tuo entusiasmo, devi rinnovare il tuo impegno, perché altrimenti comunque riuscire a dare gli esami in ogni sessione
può essere molto impegnativo, ecco. Poi come facoltà richiede anche un impegno nei pomeriggi, con questione di stare in laboratorio, però diciamo che è stata una scelta dal mio punto di vista di cui sono molto contento, ecco. Genova è una città vivace anche per i fisici, ormai ci sono diverse zone anche di espansione professionale dove si può trovare un'occupazione, ma tu il tuo futuro lo vedi in Liguria o fuori? Questa è una domanda difficile. Allora, sull'Università di Genova, in particolare il Dipartimento di Fisica, è diventato recentemente, direi lo scorso anno, un dipartimento di eccellenza, e quindi questo comunque premia il lavoro fatto, non da me, ma dai professori e da chi si occupa della direzione. E quindi ci sono effettivamente delle opportunità anche sul territorio. Io al momento sto facendo un dottorato in fisica proprio all'Università di Genova, in collaborazione con l'Università di Nizza, quindi in realtà questo mi permette di avere un piede in due scarpe, di poter essere qua parte del tempo, andare altrove, però insomma comunque penso che anche il nostro territorio possa battersela per rimanere attrattivo, ecco, anche per laureati in materie scientifiche come appunto fisica. Come è andato questo percorso universitario? La laurea in medicina richiede sempre una grande motivazione. Sì, assolutamente. Il percorso universitario è andato bene. Ho ricevuto comunque l'aiuto e il sostentamento da parte anche degli amici della fondazione, e sia appunto, come diceva Nicola, dal punto di vista economico, sia dal punto di vista emotivo anche, soprattutto grazie alla professoressa Maria Lasagna, che è sempre stata presente ed è anche stata la mia professoressa, quindi la ricordo sempre con piacere, e appunto mi hanno sempre aiutato. Anche per esempio il primo anno non sono entrata a medicina, ho fatto un anno di chimica e nonostante questo loro sono sempre stati presenti, mi hanno sempre accolto, sono sempre stati gentili e tutto, quindi... Allora questo può farci dare anche un messaggio di speranza a chi magari adesso non è riuscito ad entrare nella facoltà che sognava, però poi alla fine in fondo ci si arriva. Sì, assolutamente. Quello che dicevano a me quando non ero entrata era un anno non è niente, io non ci credevo, e invece è vero, un anno non è niente, tanto è importante seguire i propri sogni e un anno non è niente. A chi ti ispiri? C'è qualcuno a cui ti ispiri, anzi meglio? Non saprei. Cosa vedi adesso nel tuo futuro? Come specializzazione? Ho fatto il concorso a luglio, sono entrata a malattie infettive a Genova, quindi adesso il 1° novembre inizierò la specializzazione, sì, sono molto contenta. Una prospettiva internazionale allora, quindi non solo legata al territorio? Sì, abbastanza. Poi ero andata in Erasmus in Svezia e ho mantenuto contatti comunque con dei medici svedesi, quindi... Sì, probabilmente sarà internazionale. Sì. Funziona la vostra collaborazione con la Fondazione Zavatar e porta molto frutto? Certo, noi ne siamo membri, come Gianmauro Ferrua è membro del nostro consiglio, anche noi, c'è uno scambio di cariche così. Poi il lavoro Gianmauro fa molto, anche la Paola, però anche noi diamo il nostro contributo e insomma cerchiamo di fare in modo che questi ragazzi vengano aiutati, seguiti e che possano avere delle possibilità professionali molto buone, ma comunque i risultati ci sono da molti anni ormai, quindi insomma non possiamo che esserne felici. La consegna di riconoscimenti anche a realtà caritative che operano sul territorio testimonia il vostro radicamento. Questo senz'altro non si può non prestare attenzione a fenomeni che giustamente dei quali va tenuto conto, insomma, e quindi uno non può girare la testa dall'altra parte. Ecco, questo infatti noi ci adoperiamo per dare un aiuto a queste realtà. A livello internazionale su quali progetti siete proiettati? Allora, a livello internazionale c'è un progetto abbastanza grande che sarebbe quello di sostenere i Meninos de Rua in Brasile, a Salvador de Bahia, un progetto difficile che spero che vada in porto, cosa non facilissima, anzi direi abbastanza difficile, per aiutarli a essere educati nel loro mondo, senza toglierli dalla strada, ma lasciandoli pure in strada, ma dando loro un tetto e un po' di cibo e permettendo loro di avere un'educazione musicale, che è il campo nel quale eccellono normalmente, no? Sono molto versatili in questo senso. Vari tipi di musica, anche pittura.
Quindi quello che vorremmo fare noi è dotare il posto dove loro stanno così di sala, un pianoforte, forse 2, qualcosa del genere, in modo da permettere loro di poter svolgere questo tipo di studio. Ecco.